Siamo con Bilotto Lanas, attaccante del Forni, oggi sconfitta per 3-2 nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia. Billo, come hai visto la partita? Insomma, l'avete un po' raddrizzata, no? Sì, diciamo che ci è andata bene, perché sia nel primo tempo sia nella maggior parte del secondo tempo sicuramente l'Ovogna ha meritato ampiamente il risultato. Anche se magari si è sfruttato molti nostri errori di impostazione e comunque di posizione, però dai, tutto sommato è la prima uscita, i carichi di lavoro sono molto grandi, quindi siamo ancora un po' appesantiti, però non deve essere una scusante. Ecco, tu ti lamentavi molto nel primo tempo, il problema di equilibrio tra le parti, un problema di preparazione, che cosa vi manca? Mancano anche giocatori. Più che altro, vabbè, non bisogna cullarsi sull'asset, più che altro magari non abbiamo provato tantissimo, anch'io l'anno scorso non c'ero, quindi anche se alcuni giocatori li conoscevo, probabilmente ancora la manovra dobbiamo lavorare in settimana. E poi la prima uscita, bisogna mettere, non è una scusante questa, però ci sta, tutto sommato è andata bene. Adesso ci prepariamo bene questa settimana sperando di riuscire a ribaltare il risultato a Forni. Ecco, tu sei tornato a Forni con quelle aspettative? Niente, mi hanno cercato, praticamente l'ambiente già lo conoscevo perché ho passato 2 anni abbastanza, diciamo, belli con la vittoria della Coppa Italia come ciliegina sulla torta. Niente, c'era la volontà da parte del Forni di prendermi, io torno con grande entusiasmo e non nascondo che ho trovato molta organizzazione e un bell'ambiente. A Fuori l'anno scorso mi sembrava che il livello era tendente al basso, mentre quest'anno, guardando giusto il calciomercato così, sembra che sia un po' livellato verso l'alto, però poi sarà il campo a dirlo se il livello si è alzato oppure no. Noi siamo una squadra giovane, ma insomma siamo vivi, oggi probabilmente non l'abbiamo fatto vedere, però speriamo di riuscire. C'è tempo per recuperare. Sì. La progettazione sta alla base di tutto. Tu puoi avere soldi un anno e poi non progetti, e l'anno dopo, 2 anni dopo, finisce tutto, si sfascia tutto. Con la progettazione lavori sui giovani, poi certo, se devi prendere un giocatore di categoria superiore si prende, e poi i risultati alla fine arrivano. Basta guardare il Taloro che è anni e anni che tiene l'eccellenza. Tutti dicono quest'anno scende, eppure quello vuol dire che c'è una certa organizzazione. Certo. Benissimo, ti ringraziamo, grande in bocca al lupo per il campionato, a te e al Forni. Crepi, grazie.